Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, vai di PSV20, FIFA 14, raga, ho ricevuto tutti i vostri messaggini. Allora, intanto ho invertito il Bacca e il Depa, come avete consigliato voi. Ho messo Ruiz in avanti, che avete detto che secondo voi è meglio come falso 9 o comunque come attaccante. E ho visto un po' di giocatori da comprare, che li conosco quasi tutti, tanti mi avete consigliato, come si dice, Riviera ancora, però ragazzi voglio variare proprio per non rendere noioso il tutto. Riviera e al Borussia lo lasciamo là, perché comunque questa è la terza stagione come Indiana, belle ste punizioni. Adesso vediamo, ecco, i Cardi sinceramente non mi gasa, cioè so, magari sarà anche forte nel gioco, però boh, cioè, mi sta un po' sul cazzo come persona, nel senso, un po' come Balotelli, penso più a trombare che altro, per carità, non è sbagliato, però sei un professionista, quindi insomma magari fai come Cristiano Ronaldo che tromba tanto, però è anche un fenomeno. Adesso vediamo, comunque sono tanti bei giocatorini da vedere, il mercato è ancora lungo, adesso l'obiettivo però è solo uno, portare a casa più punti possibili. Siamo contro il Twente, squadra non facilissima. E vediamo, vai Depa. Dopo un buon 4-1 con una squadra comunque, insomma, sinceramente che non fa proprio dell'essere una bestia la sua prima virtù. Il Bacca. Vai Bacca, il Bacca si è svegliato ragazzi, comunque. Ruiz che ha fatto parecchi gol finora. Ruiz prova il tiro, Mersman lo recupera. 9 minuto, PSV 0, Twente 0. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua. Bravissimo, dai, dai, involati. Il Depa sbaglia. Occhio. Marcalo vecchio, marcalo. Corona. Castagnos, no, il Casta, no, ex Inter, maledetto. Oh, perché il difensore non va? No, non ci credo, il difensore è rimasto fermo. Fuori gioco. Ragazzi, ho fatto due cambi, Ocampos e Maher per... Cioè Ocampos, scusate, e Ruiz per Maher e Park. Stiamo dominando ma stiamo perdendo ragazzi. Abbiamo ancora 20 minuti almeno per pareggiarle, è vergognoso. Dai! E il salvataggio ancora di rovescia. Ma come cazzo è possibile? Tutto per tutto raga. Che vergogna però. Perdere così a un tiro un gol. Vai. Va bene. Ma non mi incazzo perché lo spacco fuori tutto. Niente, il Barcellona ragazzi, il Twente, il Barcellona, è ufficiale. Prendila. Dai cazzo, 10 minuti almeno per trovare un pareggio, che è il minimo. Vai. Niente, la prendono sempre ragazzi, gli avversari la prendono sempre. Ma perché la di... No, ma questo che bug, ma perché la va di là di testa, che schifo. Sono abbastanza incazzato ragazzi, non ce la faccio a resistere, non ce la faccio a perdere le partite meritate, non mi faccio i coglioni. Mamma che rischio. Cosa fa? Ma vai a fare in culo, figlio di puttana. Muovitela come perdo tempo, non ci... 2 minuti persi così, no ma... È veramente un furto, E il furto. Vai Dipe. Tira! Pazzesco. Pazzesco ragazzi. Dai Dipe, dai. Tiro di testa. E c'è il gol. Al 90esimo arriva il pareggio. Almeno un pareggio, cavolo. Grandissimo, ma era ancora lui ragazzi, deve giocare però, segna anche lui tanto. Grandissimo cross. E incornata di Maher, 1-1. Almeno portiamo a casa un punto. La strada per il campionato è durissima. Non siamo continui ma
Almeno arriva un punticino mondiale, un punticino in campionato. Bravissimi. Bravissimi, raga. Finisce qua 1-1, un punto guadagnato alla fine. Ragazzi, secondo tempo, un primo tempo disastroso, 0-0, noiosissimo. Fioi, cioè, il problema di questa squadra è proprio che siamo leggeri, cioè fisicamente ci stanchiamo presto, nei contrasti li perdiamo quasi sempre. Sfruttiamo la velocità, almeno Campos. Va. Fuori gioco, ma neanche fuori. Dai, Fioi, dai. Voglio 3 punti. Portierone al rinvio, lunghissimo. Dai, pressiamoli che anche loro sbagliano, dai. Dai PSV. Purtroppo abbiamo ancora una rosa non competitivissima. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Bravo. Buono. Vai, buttali in mezzo, Campos. Vai, buttali in mezzo. Ah, non ci credo, arriva proprio a lui. Poteva arrivare a 2 giocatori miei, è arrivato a quello suo. Che schifo. Ah, non è nostra. Va bene. Bravo. Dai, che è nostra, ok. Buttiamola su. Vai, Maer, vai. Vai, vecchio, che mi hai salvato il culo la settimana scorsa. Vedi che fisicamente non ne vinciamo uno. Non ne vinciamo uno fisicamente. Mamma mia, che disastro. Mamma, che disastro. Sono troppo discontinuo. Park di qua. Vai. Vediamo se cambia qualcosa. Offensivi, siamo già. Bravo. Vai Williams. Vai Dipe. Di testa non ci arriva nessuno. Bravo. Oddio. Adesso riescono anche a fare i cambi. Bravissimo Dipe. Qua il Dipe fa una gran cosa. Vai Dipe. E dopo la perde. Dio santo. Perché scappano? Perché scappano? Io non lo so, i giocatori scappano via. Bello. Ma vaffanculo. 8 minuti per fare il gol. Madonna, che disastro, che disastro. Dai. Vai Ruiz. Crisi nera, ragazzi, crisi nera. Ruiz. Niente, gli avversari te la prendono sempre. Boh. E là che fallo. Niente ragazzi, a me dispiace. 2 partite negative, 2 pareggi, la squadra non c'è proprio.
La squadra non c'è proprio. Sembrava poi 4-1 un miglioramento, invece nulla, male, molto molto male. Sprofondiamo nel baratro. Il Feyenoord ha perso, però va bene, insomma, siamo degni. Vediamo la classifica. Siamo a 13 punti contro i 25 dell'Ajax, ragazzi. La lotta è già per entrare in Europa sono cazzi, Cioè, abbiamo fatto 3 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitti, 12 gol fatti e 10 subiti. Ragazzi, stiamo andando malissimo. Dobbiamo assolutamente cambiare rotta, altrimenti non andiamo neanche in Europa. Io sono abbastanza fiducioso, però sveglia PSV. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! PS, non vedo l'ora a gennaio di comprare un po' di... Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.